Mariupol, ultimatum di Mosca ai militari ucraini nell'acciaieria con loro donne e bambini. Cominciato l'attacco finale al Donbass. Il ministro degli esteri russo conferma iniziata una nuova fase dell'operazione speciale in Ucraina. Non useremo armi nucleari. Stellantis sospende le attività nello stabilimento russo di Kaluga per le sanzioni via da Mosca già 750 aziende occidentali. Covid, campagna vaccinale in netta frenata, non decollano le quarte dosi, appello del Ministero della Salute è fondamentale per anziani e fragili. I sogni sulle punte degli allievi della scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma, da giovedì in esclusiva su Rai Play, la docuserie che racconta storie e ambizioni di giovani talenti. Buongiorno dal TG1. Nel 55° giorno di guerra l'offensiva russa sull'Ucraina entra in una nuova fase, quella dell'attacco su larga scala nel Donbass, un attacco che si attendeva da giorni e nella notte si sono intensificati i bombardamenti, colpite decine di città nell'est come Kharkiv, Sloviansk. Intanto a Mariupol la situazione sta precipitando perché i militari russi che circondano le acciaierie dove si stanno difendendo gli ultimi combattenti ucraini hanno lanciato un vero e proprio ultimatum. Vediamo la situazione con Giulia Palmieri.